Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento del lunedì. Oggi si comincia con la settimana di appuntamenti. Vi ricordo che il lunedì alle 20:30 nel canale Telegram I Magici Arcieri Bertoldini ci riuniamo per incontri di natura esoterica, ma anche per parlare un po' dei tempi che verranno, di insegnamenti di natura radionica, la radiestesia, eccetera. Bene, detto questo, poi abbiamo appunto gli incontri delle dirette, il lunedì sera, qui come a questo orario come oggi, sul mio canale YouTube. Poi ci troviamo il mercoledì sera sul canale YouTube del Marietto Veneziano alle 20:30, il venerdì sera sempre su questo canale YouTube, sempre alle 21:30 e il sabato pomeriggio alle 16. Benissimo, vedo che ci sono già degli amici collegati. Saluto Cira, buonasera, buonasera Marisa, buonasera Vera, buonasera Marietto, buonasera Kiwi, buonasera Claudia, buonasera Tiziana e buonasera Tiziana. Siete due Tiziana stasera. Intanto queste amicizie, vedo che ci sono già delle domande. Vi ricordo anche che ogni giorno siamo su Facebook, il Marietto di mattina fa delle dirette molto interessanti dal suo diario, dunque chiedetegli l'amicizia, come iscrivetevi anche al suo canale YouTube, iscrivetevi anche al mio canale YouTube, tra l'altro per poter scrivere in diretta e porre la vostra domanda è necessario che siate iscritti. Dunque, detto questo, possiamo procedere con le domande. Vi ricordo che per formulare la domanda dovete scrivere il vostro nome e la vostra data. Se la domanda riguarda anche un'altra persona, dovete scrivere il nome e la data anche di quest'altra persona. Mi raccomando, la domanda deve essere formulata in modo chiaro perché non conosco altri dettagli, dunque la domanda deve essere espressa bene, in modo che possa essere analizzata correttamente dalle sibille. Non date domanda a doppia chance, deve essere una domanda chiara, domanda diretta su una cosa. Non chiedetemi per esempio andrà meglio così o andrà meglio cosà, fate una domanda sola perché è in base alla domanda che posso interpretare la risposta. Spero di essere stata chiara nello spiegarvelo. Bene, procediamo. Buonasera carissimi, grazie per la pazienza e disponibilità che mostrate ad ogni diretta. Che dire, siete fantastici, sarebbe troppo poco, siete molto di più. Vi mando un grande abbraccio. Non era una domanda, Cira, grazie. Un attestato di stima e di affetto, grazie mille, Cira. Marisa, buonasera Hilde, potresti misurare il mio grado di sensibilità alla radiestesia? Con le sibille non credo sia possibile. Dunque no, non riesco a risponderti. Posso però guardare con le sibille se c'è un'affinità con la radiestesia, però ricordatevi che vi rispondo con le sibille, dunque per misurare il grado di sensibilità sarebbe opportuno un quadrante radiestesico a percentuali. Comunque vediamo lo stesso, qualcosina. Beh, direi che la comunicazione può esserci, può essere anche abbastanza costruttiva. Allora, da cosa vedo è possibile che in passato, in un passato recente, ti abbia potuto lasciare come dire, margine a qualche dubbio, come se le risposte fossero criptiche e poco comprensibili e talvolta fraintese. Questo può averti causato qualche piccolo problema. Diciamo che nel passato vedo che il tipo di rapporto col tuo pendolino è stato di questa natura, ma recentemente ha cominciato a darti qualche piccola soddisfazione. Attualmente si direbbe che la vostra compatibilità, dunque la compatibilità col tuo pendolino, perché attenzione, poi anche il pendolino deve essere adatto a noi, non tutti sono veramente in grado di tirare fuori al meglio
le nostre capacità o di sintonizzarsi bene con la nostra vibrazione e noi viceversa. Dunque credo che tu comunque abbia creato un legame più proficuo col tuo pendolino e può trasformarsi effettivamente in una comunicazione. Occhio però che ti darà probabilmente una risposta non veritiera riguardo una situazione lavorativa. Nel prossimo periodo però, successivo a questa informazione non precisa, credo che ti darà altri risultati favorevoli. Per quanto riguarda l'esito, tutto sta nella costanza. Devi però superare come dire, la tentazione di affidarti alla prima risposta, perché potrebbe causarti dei problemi, non da poco anche, dunque attenzione, non fare affidamento subito, ma col tempo e con la costanza c'è la riuscita. Dunque spero insomma di averti risposto nei limiti del possibile. Proseguiamo con le altre domande. Vediamo un po' chi segue. Vera. Ci sarà una storia importante, 22 agosto 66. Ciao Vera, ciao anche a te. Intanto saluto ancora le altre persone che si sono aggiunte. Abbiamo Adele, Grazia, Alessandro, Antonio, Marina, Edi, Rosa, Italia, Maria, vi saluto tutti ovviamente, Angelica, Isa, Egidio, Luigina, Lara, Eludo, Sara, ciao Sara, Maurizio, Elisa, quanti siete questa sera, che bello, sono proprio contenta, Zaca, Raffaella, Eva, bene, bene, Emma, Spidi, mamma mia, che meraviglia trovarvi tutti qui, mi fa piacere che abbiate trovato il tempo di trascorrere una serata con me, o comunque non tutta la serata chiaramente, ma una mezz'oretta, ci facciamo compagnia. Bene, proseguiamo con Vera, vediamo se ci sarà questa storia importante, 22 agosto 66. Ovviamente vi ricordo, io metto sempre le mani avanti, vi ricordo che le sibille interrogano un arco di tempo piuttosto ristretto, dunque se una risposta non è positiva nelle sibille non è una risposta definitiva, può essere che la faccenda sia rimandata più avanti. Comunque Vera, vediamo. Sei stata un po' sfigata negli incontri recentemente. Sempre qualche cosina. Però allora, diciamo che una persona piuttosto valida sembra girare intorno a te in questo periodo, nonostante, come io abbia già preannunciato, nel passato anche recente, appunto, ci sono stati degli incontri non proprio splendenti, qualche corteggiamento alla distanza, ma niente di affidabile. Attualmente c'è un inizio un po' scarso con una persona valida, però non mi sembra che decolli nulla di che, anzi nel prossimo periodo probabilmente si raffredderà parecchio la situazione. Non ti mancano le persone che ti girano intorno, Vera, sei circondata, ci sarà comunque tra un mese e mezzo la possibilità di incontrare anche una persona che si farà parecchio, come dire, disponibile, però diciamo che non ci siamo ancora, non è il momento, sembrano più perditempo o persone interessate a farsi l'amante, non è ancora il momento, sai Vera? No. Non è il momento giusto ancora. Più avanti, perché no? Allora. Bene, buonanotte Marietto.
Ci sentiamo domani. Grazie per il tuo aiuto, per aver pubblicato i link dappertutto e a domani mattina. Allora, andiamo avanti. Prossima domanda. Tiziana, buonasera, futuro lavorativo, 25 febbraio 69. Allora. Allora, Tiziana e il suo futuro lavorativo, 25 febbraio 69. Vediamo un pochino come proseguono i prossimi mesi per Tiziana. Allora vi mostro il taglio. Sei un po' preoccupata per una notizia non proprio rosea. Allora, un secondo soltanto. Allora, come vedi, qua nel passato c'è un lavoro che tu facevi probabilmente anche da qualche tempo, avevi una situazione abbastanza favorevole, consolidata, probabilmente ti hanno proposto o un cambiamento, oppure sei tu che a seguito di un incontro, di un qualcosa, hai deciso di cambiare, però questo trasferimento, questo cambiamento, questa novità, questo viaggio, è stato bloccato, comunque non è stato possibile procedere, probabilmente non è stata la scelta giusta, oppure si sono create delle situazioni come dire, di difficoltà che hanno causato magari anche una perdita. Al presente, ehm, tra Gran Signore, disgrazia, donna maritata e gran consolazione, abbiamo una situazione che diciamo è problematica, probabilmente riguarda un evento improvviso che coinvolge una figura o a te vicina o comunque che ti ha sempre sostenuto, una persona di un certo tipo e che dunque va a minare un po' la stabilità. Questo ti causa qualche magari necessità di aggiustamento o il bisogno di progettare e di cercare, guardare intorno a te, perché probabilmente devi affrontare appunto questa cosa improvvisa e c'è appunto la necessità di darsi da fare. Nel prossimo periodo vedo che vieni chiamata per un colloquio e ci sarà la riuscita. Dunque, secondo me, o ti faranno un'offerta, una proposta, qualcosa che comunque porta questa carta di riuscita. Anche le carte successive confermano l'ambito lavorativo perché c'è la carta del mercante del ben vedere, dunque proprio sul lavoro che tu attenderai una notizia o l'arrivo di qualcuno, qualcosa che insomma è un arrivo atteso in modo positivo. Attenzione perché probabilmente ci sarà qualche pettegolezzo o l'ostacolo di qualcuno, ma niente di eh, no, cioè diciamo che in questa posizione di chiusura non riusciamo a stabilire bene in che cosa verrà dopo, però so che riguarda l'ambito lavorativo, perciò probabilmente questo cambiamento, questa proposta che ti faranno risveglierà anche qualche invidia fra eventuali colleghi. Ad ogni modo sì che c'è una preoccupazione, dunque l'esito parla di un momento di preoccupazione, ma che l'arrivo di una notizia molto, molto piacevole annuncia un nuovo inizio.
Dunque direi che nel prossimo periodo effettivamente c'è una novità positiva per te. Vediamo Adele, 12 febbraio 78, vorrei sapere se nei prossimi mesi ci sono per me novità lavorative. Al momento sono ferma, grazie mille. Grazie a te Adele, hai fatto una domanda ben formulata, ti ringrazio, hai messo tutto quello che occorre, dunque anche il fatto che tu in questo momento sia ferma è un'informazione per me utile nell'interpretazione, dunque grazie. Andiamo per Adele, 12 febbraio 78. Beh, il taglio parla di una comunicazione che devi ricevere, una comunicazione comunque serena. Allora, ok, al momento sei ferma, probabilmente secondo quello che raccontano, vediamo se riesco a inquadrarle un po' meglio. Secondo quello che raccontano le sibille, tu hai anche qualche rimpianto legato al passato, probabilmente hai fatto una scelta in passato che sentivi di essere costretta a fare, ma che è stata dura da superare. Comunque hai intorno, qua ci sono tre figure, ma potrebbe anche essere la stessa persona che comunque è una persona di un certo livello che ti ha fatto sicuramente delle proposte o comunque si è fatto avanti e che si è dimostrato molto collaborativo, quasi troppo. Potrebbe essere una sola persona, come potrebbe essere una concomitanza di persone, un insieme di persone che comunque hanno a che fare con questo abbattimento. Ad ogni modo, nel presente sei in attesa di una risposta, di un qualcosa perché hai dei progetti, hai voglia di cominciare qualcosa di nuovo, però questa carta indica come degli ostacoli o comunque delle situazioni vengono a creare dei momenti di agitazione, di difficoltà e forse anche il rischio di perdere qualcosa a livello economico, dunque attenta a non buttarti se non ben pianificato, ok? Non buttarti in nuovi inizi che non siano ben pianificati. Nel prossimo periodo comunque dovrai guardarti ovviamente da false informazioni o comunque da persone che non saranno completamente sincere ma che non te lo daranno a vedere perché probabilmente apparentemente sembreranno positive o che ti diano delle chance, delle possibilità, però in realtà attenta perché potrebbe distoglierti dal prendere delle valutazioni ben ponderate oppure, attenzione, potrebbe invece essere il caso che ti venga proposto qualcosa, che tu riceva un'opportunità o anche più di una, però in posti un po' lontani. Dunque staremo a vedere, ci farai poi sapere tu, Adele, cosa ti proporranno. Nonostante dunque qualche perplessità iniziale, in realtà andrà tutto bene perché speranza e fedeltà parlano appunto è vero, probabilmente non è che tu salterai di gioia l'idea di spostarti, però guarda che sarà positivo, anche la fedeltà, anche questa carta è molto, molto valida, la carta della fedeltà in chiusura lascia spazio a grandi promesse e come vedi anche qui la chiusura parla di uno spostamento. Ad ogni modo vedi è molto favorevole l'accordo che stringerai, ti porterà dei vantaggi, anche se il cambiamento probabilmente subito non ti farà fare salti di gioia. Oppure magari sì e avrai qualche piccola difficoltà iniziale, ma poi andrà tutto bene. Vediamo
Ora Grazia, 4 agosto 85, Vito 11 dicembre 78, vorrei sapere come andrà a finire tra noi. A finire? Siete in una fase di incomprensione? Perché andrà a finire, o magari è una fase di corteggiamento, vuoi sapere come andrà? È caduta la carta del domestico. Beh, è caduta anche questa se per questo, dunque sembrerebbe promettere bene. Potrebbe rendersi molto collaborativo e magari farti anche una proposta, vediamo. Oh, ce la faccio. Beh, dal taglio sembra che sia tornata, come dire, in vita dall'oltretomba una figura del passato. Dal pianeta degli ex per la serie a volte ritornano, dunque fai attenzione. Inquadro meglio le carte, che non riesco mai a inquadrare correttamente. Ecco, forse così ci siamo. Allora, bene, dunque, abbiamo detto Grazia e Vito. Beh, lui nel passato, caspita, ti ha fatto una bella corte, direi che siete sposati? Perché l'unione qua sembrerebbe proprio tra gran signore e donna maritata, direi che è proprio un qualcosa di ufficiale, di qualcosa non così, ok? Ad ogni modo, oppure non lo so, oppure arrivate da precedenti matrimoni, però mi sembra che ci sia un rapporto piuttosto importante. Adesso tra militare, vecchia signora, denaro, sacerdote, dunque eh, ma sai, io ho pochissimi elementi, ma a vederle così le carte sembrerebbe proprio che stiate affrontando un periodo piuttosto impegnativo di discussioni. Forse siete, non so, sembra che siate pronti a separarvi, a trovare un accordo economico per la separazione. Non mi sembrano carte ehm, di un'unione, sembra invece che ci sia qualche grossa difficoltà o a causa di una donna più grande che probabilmente si intromette o che comunque non io ti direi proprio che c'è un qualcosa che non va, perché apre col militare, chiude col sacerdote, mi sembra un po' difficile come situazione. Però devo dire che nel prossimo periodo vedo la cosa alleggerirsi tantissimo, c'è fortuna, belvedere, messaggero, dunque è un po' come se si aprisse uno spiraglio nuovo dove l'arrivo di una notizia comunque fortunata eh, sarà di natura positiva. Abbiamo però leggerezza e prigione e omaggio di preziosi. Fate attenzione a non prendere alla leggera qualche decisione. Io non so che cosa stiate vivendo, non mi è chiaro, però sembra una storia che sta attraversando delle problematiche, sebbene c'è una finestra nel prossimo periodo piuttosto favorevole, ma rischiate di perdere un'occasione importante. Voglio dire che l'esito parla sì di un'unione forte che è anche solida, ma che sta vivendo un momento
di lontananza, però allora o la causa è l'attrazione verso un'altra persona, oppure parla di un esito comunque, migliorativo. Dunque, sai, non conoscendo bene i dettagli del vostro rapporto, della situazione che state vivendo, provo a dire le cose più possibili, in percentuale più plausibili in base alle carte che sono venute fuori. Dunque, vedrai tu di cogliere un senso da queste carte. Andiamo avanti. Claudia, oggi John cosa prova per me? Allora, Claudia è esentata dal mettere date perché ormai io le date le conosco a memoria, le date di Claudia. Dunque, è l'unica che può permettersi di non scriverle perché ormai si saprei scrivere a occhi chiusi io per lei, dunque. Voi invece mettetemele perché, a parte Claudia che sento anche privatamente, che conosco molto bene, che saluto e abbraccio con grande affetto, gli altri magari, ecco, ho bisogno che siate più precisi possibili. Allora, vediamo John cosa prova ad oggi per lei. Allora, dunque diciamo che c'è stato un raffreddamento in passato, qualcosa un po' improvviso, che non è dipeso da lui, perché noi stiamo guardando le sibille dalla sua prospettiva, il che ci induce a pensare che fra voi questo raffreddamento non sia stato voluto da lui, ma piuttosto da una serie di preoccupazioni che comunque oggi sono anche condite di rimpianto. Diciamo che abbiamo comunque un senso così, come se non avesse potuto fare nulla, non fosse dipeso da lui e si trovasse impotente di fronte alla situazione. Adesso, in questo momento, lui continua a essere un uomo molto brillante, affascinante e sicuramente è possibile che una vecchia signora, diciamo così, una figura importante abbia riaperto un dialogo amichevole, no? E che comunque sia possibile che tramite questa cosa si possa magari pensare a qualcosa in futuro, nel senso che è probabile che ci sia una nuova apertura in quella direzione, nella vostra direzione. Allora, come vedi, non si parla di sentimenti ancora, tranne di un interessamento amichevole. Qualcosa è stato chiuso un pochettino in passato, dunque attualmente parlare proprio di sentimenti non sarebbe coerente rispetto alle carte che sono uscite, però guardiamo più avanti. Abbiamo la riunione, omaggio di preziosi e morte. Dunque la possibilità che un qualcosa si trasformi e cambi, e anche la possibilità di un incontro nel prossimo periodo. Probabilmente non so se ti proporrà un invito, magari diciamo in forma amichevole, ma pur sempre un invito. Nel prossimo periodo ancora questa situazione potrebbe creare delle emozioni forti, forse delle forme di gelosia o comunque un qualcosa che scuote, e, però sembrano chiudere in modo positivo Amore Belvedere, dunque è in corso una trasformazione passo dopo passo. Qui abbiamo l'esito. Dunque, sì,
un po' di confusione c'è, momenti di leggerezza ci sono, ci abbiamo, opportunità un po' così, anche opportunistiche, ce le abbiamo pure, abbiamo la carta dell'amante. Dunque, cosa possiamo dire in base a queste carte? Che sembrerà un po' confuso nei tuoi confronti e forse si spingerà in modo imprudente in qualcosa che inizialmente magari non crede davvero, ma finirà con corteggiarti. Dunque, vediamo un po' cosa succederà, Claudia. Mm? Sono certa che mi farai sapere. Allora, vediamo Alessandro. Buonasera, ho visto una casetta sugli Appennini e sto aspettando delle foto degli interni. Sarebbe in un posto fuori mano, ma non è male. Che cosa ne pensi per me? 8 febbraio 74. Bene, Alessandro, vediamo questa casetta. Come sarà per te o come sarebbe per te? Vediamo un po' cosa ci dicono le sibille. Per Alessandro, 8 febbraio 74. Non sono carte sfavillanti, ti dico la verità. Non vedo il trasferimento, almeno non nei prossimi mesetti. Sembrerebbe che tu probabilmente allora, l'occasione c'è, è un'occasione però non semplice, porterà delle lotte forse, o comunque diciamo che tu stai lottando in qualche modo e senti forse ehm, di voler fare qualcosa per te, di dover agire. È un qualcosa, questa azione è comunque legata ad una donna, come se in base al manifestarsi o meno di questa donna, perché ti vedo comunque nel passato recente in attesa di una donna, dunque probabilmente sei spinto da questo più che da altro. Certo, stiamo guardando per casa, però stiamo guardando anche cosa ti muove nel passato nei confronti di questa situazione. E sei un po' sfiduciato, come se tu volessi cambiare qualcosa, iniziare qualcosa di nuovo. Dunque la casa può essere un'occasione. Ehm, Non so se andrai a visitarla, ma comunque ci sarà presto un colloquio molto approfondito su questa situazione, su questa casa. La proposta sembra anche piuttosto favorevole, però in realtà già questa carta preannuncia che non è proprio tutto rose e fiori, dunque non ti fidare ciecamente perché potrebbe esserci qualcosa che non ti è stato detto in modo chiaro e che non ti verrà detto in modo chiaro, piuttosto potrebbe nascondere una qualche insidia o qualche notizia che data poi avanti può creare qualche problema, nel senso che probabilmente tu ti aspetti, inizialmente avrai, come dire, molto entusiasmo nei confronti di questa casa, però la verità è che c'è un qualcosa da un punto di vista economico che non torna. Le carte che seguono sono ladro, superbia, falsità. Attento, attento, perché probabilmente potrebbe finire che quella casa ti fa sborsare, non dico il doppio, ma quasi. Dunque non mi ci butterei con tutte le scarpe. Tra l'altro vedi una notizia che ti dà pensiero, ma poi tra sacerdote e ammalato credo che non se ne farà nulla. L'idea non è male, probabilmente è la casa che non va. Andiamo oltre.
Vabbè, Marisa, allora ti ho risposto, non avevo letto, non avevo letto, comunque ti ho risposto quello. Buonasera Antonio. Marina, voglio ringraziare Ilde pubblicamente per il contributo prezioso che stai dando alla mia vita. Grazie Marina, ti ringrazio tantissimo. Grazie, mi fa sempre piacere. Grazie. Allora, Rosa, buonasera Edi, mi sembra forse ti avevo salutato, sì. Rosa, buonasera, domani inizio un corso di formazione. Mi porterà ad uno sbocco lavorativo soddisfacente, 15 luglio 73. Vediamo un pochino. Rosa è un corso di formazione, vediamo cosa ti porterà per il futuro. La possibilità di lavorare con l'estero forse. Beh, oddio, nell'immediato non tantissimo, dalle carte che ci sono. Mm, le speranze sono tante, però nel prossimo periodo un inizio un po' zoppicante, qualche falsa promessa, malinconia. Devo dire che in tutta franchezza, proprio nell'immediato o subito dopo il corso, non è che concretizzerai moltissimo, o comunque ci saranno cose senza fondamento che non arriveranno da nessuna parte. Abbiamo però poi qua come esito consolante sorpresa, ammalato, il nemico e allegrezza al cuore. Dunque ci sono due carte positive che aprono e chiudono, due carte centrali un po' più difficili. Dunque la sorpresa o comunque la realizzazione sarà parziale, perché ammalato è chiaro che va a deprimere la carta più bella, perché probabilmente non ci sarà una piena e completa riuscita a causa di qualche ostacolo probabilmente apportato da qualcuno o forse da più occasioni che non saranno del tutto chiare e dunque non sarà facile per te scegliere. Ma non ti preoccupare, per allora ci sarò ancora e mi chiederai, dunque eventualmente lo vedremo. Comunque non subito, non voglio toglierti entusiasmo perché ho visto che ne hai parecchio adesso, solo che a dispetto delle promesse è un po' più duretta di quello che sembra. Allora, vediamo un pochino di rispondere a un'altra domanda, probabilmente sarà l'ultima perché io in genere sto sulla mezz'ora, mezz'ora 40 minuti. Allora, Maria, buonasera, volevo sapere se migliorerà la mia situazione lavorativa visto che in questi giorni è peggiorata. 4 dicembre 58, vediamo un pochettino. Maria e la sua situazione lavorativa. Grazie. Già, ti hanno dato una notizia che non ti è piaciuta proprio e questo ti ha portato a non poca malinconia, però attenta, attenzione, amore, fortuna, gran consolazione. Allora, guarda, sì, questa situazione era già un pochettino avvenuta, non dico simile, ma nel passato, però poi si era risolta molto bene o comunque sembrava tutto a posto nel passato recente.
adesso vedo un abbattimento morale perché ti senti minata nella tua stabilità, qualcosa che non ti fa stare serena, nonostante tu stia cercando di fare il possibile per mantenere la tua posizione. Abbiamo però veramente molto prossimo, perché questa è la linea del presente, perciò capace domani, per esempio vai al lavoro e ricevi una comunicazione che porta a una riuscita. Dunque, ehm, credo che sia veramente una situazione temporanea questo peggioramento che hai percepito. E è chiaro che si è creato un clima di competizione, non so in che misura, non so in che modo all'interno del posto dove lavori. Questo ti spinge a progettare e a cercare delle soluzioni, attendere o guardarti intorno, probabilmente stai valutando qualche altra opzione. Prossimamente dovrai fare attenzione, probabilmente ci saranno delle situazioni poco chiare dove qualcuno o riferirà contro di te o comunque si crea una situazione di anche pettegolezzi o di frasi riportate male. Ah, scusami, non si vede bene. Dunque, magari attenta a come ti muovi, vedi però che nonostante il clima di falsità, per te andrà bene, vedi? Consonante sorpresa e allegria, dunque l'esito volgerà a tuo favore. Vediamo, magari faccio ancora l'ultima, dai. Angelica, 16 giugno 76. Beh, Angelica, sei nata esattamente un anno prima di me, che bella data. Fiorenzo, 24 maggio 54. Mi ama? Vediamo Fiorenzo se ama Angelica. Vediamo se Fiorenza ama Angelica. Ni, si può dire ni? Non è proprio un sì pieno, forse perché magari ha un atteggiamento più paterno, ci sono comunque delle questioni di famiglia che influenzano un pochino, lo raffreddano un po'. Non so se lui è un uomo che ha già un legame, già sposato o cosa, non compare proprio una figura di moglie, a dir la verità, però compaiono questioni legate alla casa, probabilmente nel suo passato, probabilmente o di natura legale, o era già separato o comunque non era separato bene. Ad ogni modo c'è effettivamente una manifestazione di sentimento nei tuoi confronti già nel passato. Attualmente però tra falsità e dispiacere tu non sei tanto sicura della sua onestà. È possibile che comunque tu senta di dover dubitare, però lui compare come il gran signore e dunque penso che nel prossimo periodo ti darà una prova del suo amore, perché c'è la riunione, allegrezza al cuore, riunione e amore, ok? Dunque si manifesterà meglio nel prossimo periodo, però devo dirti che ci sono degli ostacoli, qualcosa che vi allontanerà. Non la vedo proprio come una cosa che possa durare tantissimo. Non che voglia mettere un tempo, però penso che dopo la sua manifestazione e il suo slancio subentrerà un qualcosa che vi allontanerà,
probabilmente, non lo so, o ha a che fare con luoghi lontani, oppure si tratterà proprio di un'imprudenza, qualcuno che farà qualcosa di leggero che, destabilizzerà l'altro, o magari lui non sarà molto chiaro con te. Comunque è sicuramente un uomo che ha del carisma personale, deve essere un uomo che lavora da solo, che è un imprenditore oppure un commerciante, qualcuno comunque che ha un veramente una sua autonomia, un suo riconoscimento, che è valido in quello che fa, ehm, però vedi che anche se corteggia, corteggia in un modo un po' così, non pieno. Dunque ti lascia sempre un po' quella perplessità, cioè ha uno slancio smorzato quest'uomo qua. Allora, bene, detto questo, io per stasera chiudo qui la diretta, vi ringrazio di essere stati con me, vi ricordo che se non ho potuto rispondere alle domande di tutti, siete invitati a tornare mercoledì sera, non su questo canale, ma sul canale YouTube del Marietto Veneziano, al quale vi invito ad iscrivervi. Ho un'onda molto anni 80 stasera. Allora, vi invito comunque a tornare mercoledì sera alle 20:30 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, vi risponderemo in due, il Marietto con il pendolino e io con le sibille. Dunque tornate, per chi non è riuscito appunto ad ottenere una risposta si faccia avanti con la domanda, noi cercheremo di soddisfare tutti piano piano, giorno per giorno, vedo che comunque ci sono un sacco di altre persone, Elena, Giovanni, Iena, Daniela, Angela, Gabriella, Mary, un'altra Mary, Nunzia, Alessandra, ma stasera che meraviglia, Brunella, Benilda, mamma mia, quante anche persone nuove, mi fa tanto tanto piacere, Sofia, e via. Bene, vi ricordo dunque, tornate mercoledì, se non potete mercoledì vi aspetto a braccia aperte venerdì sera, sempre alle 21:30 sul mio canale YouTube. Grazie di tutto, come sempre, per me è stato un grande, enorme piacere passare del tempo con voi e spero di avervi fatto compagnia. E a presto, un grande abbraccio a tutti. Buonanotte. Ah, vi ricordo che se volete un consulto privato potete chiamarmi o contattarmi al 347 8702 622 e fissare un appuntamento con me. L'appuntamento ovviamente è su prenotazione, il costo di un consulto con me è 20 euro, la durata di un consulto è fra i 45-50 minuti, ovviamente minuto più, minuto meno, perché devo riprendermi da un consulto all'altro. Comunque, detto questo, vi ringrazio tantissimo. Vediamo cosa scrive Rosa, che è comparso un messaggio. Ah, ecco, sento che qualcosa non va. Infatti, magari nel frattempo, piuttosto che stare a casa a far niente, fatti il corso, Rosa, però così così. Un abbraccio a tutti, buonanotte.